Perfetto, buonasera a tutti, ben collegati come al solito con plebiscito.eu in videoconferenza. Abbiamo già collegati da Verona Roberto e da Treviso Rossano, benvenuti. Ciao. Ben collegati, Ciao. vedremo dopo se collega qualcun altro. Siamo già nella seconda settimana di partenza della ripartenza cosiddetta. Perfetto, buonasera a tutti. Devo solo abbassare un attimo l'audio sul canale YouTube, altrimenti ne fa confusione. Nel frattempo entra anche Marco da Venezia, Franco, penso anche lui dal Veronese, se non sbaglio, e fra poco li vedremo. Eccoci qua. Questa sera, sto pomeriggio, abbiamo messo come titolo, come argomento, Ciao. Franco ga Indipendenza del Veneto. Ciao Marco, ben collegato. Ciao. E anche Luca sta entrando. Bene, per cui cominciamo già a essere un buon numero. La diretta è già partita. Benvenuti anche a Luca e a Franco nel frattempo. Il titolo della giornata è Italia sovietica, è meglio l'Italia sovietica o il Veneto indipendente? Penso che sia pochi dubbi, però diciamo che il termine Italia sovietica si è venuto in mente anche a seguito della decisione ormai, perché ha emesso il bando per l'assunzione di 60.000 attivisti civici, guardie civiche, non so come... Figli della lupa. Figli della lupa, oppure ricorda molto quelle figure che già erano attive nella vecchia DDR, Germania dell'Est comunista, che aveva il compito di spiare i vicini di casa. Ciao Mario, ben collegato nel frattempo. Carlo Magno che aveva i missi dominici, occhio, orecchie del re. Esatto. E quindi da questo punto di vista, insomma, è abbastanza, come dire, definire uno scivolone clamoroso. Anzi, possiamo anche vedere una immaginina del buon ministro Boccia che desidera lanciare in cotante iniziative. Per cui direi che potremmo partire da qua, magari se qualcuno vuol fare qualche commento su questa iniziativa, che tra l'altro, come potremo vedere nella schermata, è assunta ad insaputa addirittura del Ministero dell'Interno, come da tradizione italiana, e quindi direi che da questo punto di vista potremo cominciare a ragionare su questo argomento, se sei d'accordo. Magari non so se c'è qualcuno che vuole già portare qualche commento. Sì, si registra. posso. Ma si tratta di volontari, vengono pagati oppure sono tutti volontari? Questo è uno dei grandi misteri, perché se fossero pagati ovvio che ci sarebbe la fila per partecipare, però non sottovaluterei neanche l'opzione volontari. Probabilmente se fossero volontari non pagati farebbe la fine delle famose ronde. No, ma la pesca tra i redditi di cittadinanza, che ho sentito, tra i redditi di emergenza, disoccupati vari, dice là chi andrebbe a pescare questi personaggi, sì, queste famose guardie svizzere di 60 Magari svizzere. Va bene, dai, tanto. Scusami, mi sto portando in Svizzera. Sono in macchina, sono venuto a Milano perché doveva consegnare dei lavori che da farmi, da prepararmi, il tecnico, per mettere sui denti ai svizzeri. E allora adesso, visto che vi parlate di Svizzera,
ho la strada e mi sto portando in Svizzera. Bene, bene. Caricheremo tutto il Veneto in furgone. Ecco, che posto in Svizzera. Ma Gioberto, tranquillamente, al confine. No, ma me essendo medico, essendo dottor, quando arrivo lì sul confine, gli dico che è un'emergenza sanitaria mi fa passare. Per cui non Gioberto al traffico CD. No, assolutamente. Solo per i transfrontalieri, quelli che lavora, sì, però, vero? Sì, però mi do il permesso B, che è il permesso dei residenti, per quelli che mi fa storia. Chiaro. Perché i frontalieri hanno il permesso G, allora quelli non li guarda neanche. Invece mi domanda cosa vuoi fare. Chiaro. E dico, parego con tutti quanti le dai, quindi ogni tanto. No, ma adesso praticamente le restrizioni si è abbastanza allentare perché vedo che non fa più storie. All'inizio invece era praticamente impossibile riuscire a passare. Vabbè, scusami, dai. No, anzi, grazie dell'aggiornamento e mi raccomando, guida con attenzione, assolutamente. Non distrarti. Ascolto, tanto. Ma intervieni con piacere quando che in sicurezza, grazie, ovviamente, quando che te ritieni. Allora che tenia a essere. Grazie sì. Luca. Sì. E Rossano, ti stavi dicendo, dando qualche sì, da come capì a me, dovrebbe pescarli tra i redditi di cittadinanza, tra chi che sa o un reddito di emergenza o comunque disoccupati che tra queste persone qua, insomma, no? Quello che gli paga e comunque quello che fa pensare se chi si è rappresentato con pettorine già fatte e il Ministero dell'Interno non sapeva niente. Sì, comunque conferma chi le farà, perché sembrava ieri in un qualche modo che la cosa fosse a rischio, perché già era stata attaccata un po' da tutti, anche all'interno della maggioranza o da una buona parte, però questo ministro Boccia, che tra l'altro segnalo seria quello delle autonomie, tanto per darvi un'idea, sembra andare avanti. Perché ha scelto in autonomia? sì. La sua autonomia. E vabbè, però insomma direi che c'è assolutamente una qualcosina che dimostra la situazione, come che ha detto qualcuno, grave ma non seria, facendo una citazione abbastanza famosa, situazione grave ma non seria in cui versa l'Italia. Nel frattempo sto lanciando anche il link sui vari social e niente, direi che ecco, il motivo per cui c'è questo titolo un po' anche provocatorio è proprio questo, perché già ero indeciso se chiamarla Italia DDR, però non so quanti che si ricorda o che sappia cosa che sia la DDR, la Germania Est. Magari Italia sovietica qualcosa si ricorda, si poteva anche dire Italia venezuelana, però insomma direi che questo è in un qualche modo lo scenario che si prospetta da qua in avanti sempre di più per la situazione italiana. Lo avevamo già commentato sotto vari punti di vista, anche dal punto di vista economico, questa situazione, e adesso si conferma anche dal punto di vista civico, insomma, oltre che diciamo, su queste decisioni anche per altre in questi giorni invece dal punto di vista un po' più nazionalistico va in onda tutte queste sceneggiate che avrei visto con le frecce tricolori. In quel caso non c'è nessun allarme, nessuna denuncia, nessun scandalo, nessuno che si straccia le vesti per gli assembramenti o come qualcuno scrive gli assemblamenti, più di qualcuno lo scrive in modo errato, però nessuno si è scandalizzato del fatto che c'è addirittura dei sindaci, se non sbaglio, Perugia. È di Perugia. Perugia. Che si fa vedere tranquillamente in mezzo alla folla. In quel caso non c'è lo scandalo
come che è avvenuto invece per i ragazzi che si fa lo spritz la sera con la famosa movida, no? E questo posso permettermi soltanto una roba, perché con piacere. guardate, che mi sono sempre in collegamento con il gruppo di amici indipendentisti di Bergamo. Sì. E loro ha contatto con tutti i parlamentari della Lega di Bergamo, sia alla Camera che al Senato, e in particolare che ne è uno che si chiama Daniele Belotti, che tra le altre che ha avuto anche delle condanne per vilipendio del tricolore nel passato. Ecco, però questo qua è quello che l'ha fatto la polemica del ministro, che bisogna che le frecce tricolori le vaga a Bergamo a far praticamente a dimostrare, perché è partita da Codogno, per fare che le sia partita, che sia passata come mai che noi le famiglie bene. E allora che come andare a dire qualcosa a proposito di questa roba qua, dico, la militanza, dico, dite voi che le insegne dei nostri carcerieri, adesso dopo che avete fatto tante storie, adesso praticamente siete voi che sia questo segno da parte dello Stato indecente, assassino, che crea a fare questa roba qua. Dico, come dire che quella volta che sta il famoso Bloody Sunday per gli irlandesi, che gli irlandesi pretendeva che non so, che la regina Elisabetta, dopo che la mandava i paracadutisti, l'andasse a fare diciamo, onore ai caduti del Bloody Sunday. Non so se avevi capito il paragone. No, assolutamente. No, te parli bene, tanto è vero, ho visto che anche Calderoli si è già rilanciato in questa difesa, in questa richiesta di far volare le frecce tricolori su Bergamo. Sì. Allora ho detto, come quando i paracadutisti se avessi lanciato. Come quando i paracadutisti andavano appunto in Irlanda, il famoso Bloody Sunday, quando gli ha occupato tutti gli indipendentisti irlandesi, e dopo pretendere magari, non so, che fosse la regina Elisabetta a far visita per rendere omaggio, dopo che ti ha fatto fuori, dopo che ti ha praticamente rovinato, pretendi che vea anche a mettere la sua bandierina. Beh, devo dire una roba, Luca, un piccolo commento, perché magari ai leghisti della Bergamasco, della Val Brembana, quei più duri e puri, che sfugge sul dettaglio, però bisogna dire che a Calderoli l'Italia non lo ha proprio rovinato, anzi, così come a tanti altri parlamentari della Lega, direi che tutto fuorché rovinati, ecco. Io ti dico, non so se te l'ho detto, che mia scuola, io studiavo a Brescia e aveva conosciuto il cugino di Calderoli, che ha un disprezzo per Roberto, il mio amico Franco, con cui studiai insieme, ecco. E all'epoca non esisteva neanche la Lega, perché mi sono all'università negli anni 70, quindi immagina, ecco. E noi altri parlavano appunto dell'indipendentismo, di secessione, si confrontavano queste robe. E dopo lui a un certo punto mi fuori, guardami così, e si impegna per queste robe qua. Dopo, quando l'ha visto come l'ha fatto presto a accomodarsi a Roma e a sentarsi su, ti dico, guarda, è fuori con situazioni veramente di disprezzo e l'ha rinnegato come parente, insomma. Anche perché il bisnonno di Calderoli l'aveva fondato un movimento indipendentista praticamente alla fine della guerra, un movimento indipendentista bergamasco, BIP mi pare si chiamasse, e quindi lei il disonore della nostra famiglia. Con tutta evidenza. Scusami la testimonianza, ma... No, anzi, grazie, con gran piacere, anzi, chiunque che abbia queste testimonianze intervenì in ogni momento con piacere. Beh, allora, si parla di appunto Italia sovietica, e qua parliamo di un'Italia sovietica dal punto di vista così delle spie, dei cittadini che spia sui propri vicini di casa, però da questo punto di vista diventa interessante anche andare a vedere come l'Italia si stia dimostrando un po' sovietica anche su altri fronti. Da questo punto di vista, un fronte tra l'altro meno, come dire,
noto ai più, perché quando chi mi parla a scuola non mi presenta mai in questi termini, è il fatto che l'Italia nella sua storia è sempre stata guerrafondaia. Proprio un paio di giorni fa, che già era il 105esimo anniversario di un qualcosa di storico, di importante, che era l'ingresso dell'Italia nella prima guerra mondiale. E come che potete vedere dalla prima pagina del Corriere della Sera del 24 maggio del 1915, allora non c'era un mistero che l'Italia entrava in guerra perché dichiarava guerra, perché nessuno l'aveva tirata dentro, anzi a ben vedere Agarianca ha fatto parte di un'alleanza, l'alleanza, sì, con la Triplice Alleanza con gli imperi centrali, che invece appunto decideva di sfidare e di combattere come guerrafondaia, come stato guerrafondaio, entrando in guerra, dichiarando che guerra. Quindi anche in modo un po' vigliacco, oserei dire, perché quelli che già gli alleati fino al giorno prima a un certo punto diventa i nemici. Si sta fatti più di 650.000 morti, vi ricordo. E un altro aspetto particolare che ne riguarda, sempre in questa dicotomia tra Italia sovietica e Veneto indipendente, è il fatto che la prima guerra mondiale si è combattuto in Veneto. Allora, come sapete, non esisteva nemmeno la regione amministrativa Friuli Venezia Giulia, che c'era il Veneto Euganeo, che comprendeva anche la provincia le odierne province di Udine e Pordenone, e si è combattuto praticamente tutta la prima guerra mondiale sul nostro territorio, sulle nostre montagne, sul nostro fiume Piave, e il massacro si è avvenuto qua. Per cui c'è stata una vera e propria guerra dell'Italia sovietica contro il Veneto. E questo è un altro aspetto appunto che rende questo Stato particolarmente, come dire, vicino proprio alla storia dell'Unione Sovietica. Non so chi di voi altri si ricorda che a scuola, semmai che si sta a presentare la prima guerra mondiale in questi termini, personalmente mi ricordo che si parla della vittoria, come dire, di una grande prova, no, dell'Italia, ma assolutamente non si era mai fatto riferimento al fatto che l'Italia avesse effettivamente dichiarato guerra, che avesse fatto un atto di guerra. Pensa che nei libri di storia Paffin ne definì la quarta guerra di indipendenza, dopo bravo. Che la terza è quella che aveva portato sotto i Savoia a noi altri, quella lì è stata definita Paffin la quarta guerra di indipendenza. Pensati, vorrai. È veramente impressionante. Ecco, questo è un altro aspetto che caratterizza un po' il tema della giornata, ma anche caratterizza la cronaca di questi giorni, perché questo anniversario si è registrato un paio di giorni fa. Quindi, come che abbiamo visto, aspetto, diciamo, dell'ordine pubblico, del controllo sui cittadini, da un lato, aspetto del guerrafondaio, due termini, no? Due cose. Mentre tutto bene, Roberto, con la pressione che sì, ho visto che sei a posto? Aspetta. Benissimo. Allora, ma non si ferma qua, voi altri intervenite quando che vuoi, intanto se no vado avanti un po' con questo tema ad illustrarvi. Che ne sia anche altri aspetti, ovviamente. Che ne sia il più famoso, penso, è noto a tutti, che è quello economico. Sempre in questi giorni si va a registrare come che avere letto probabilmente l'asta di buoni dei famosi BTP Italia, e anche qua che c'è stata una grande festa da parte di tutti gli organi di informazione che registra il successo dell'Italia, perché si è raccolto è stata una raccolta molto importante da questo punto di vista, sia tra
investitori privati che cosiddetti istituzionali, però tanti segati smentegati di ricordare che sì, si sta raccolti più di 22 miliardi, ma anche già era previsto un costo, un tasso di interesse dell'1,4%. Questo non lo registra nessuno, tra l'altro a cui si va a sommare anche un altro 0,5% spalmato sui 5 anni. E qua quindi sono ga registrare da questo punto di vista che ha fatto tante polemiche fino a, avrei detto, sentito tutti sul famoso MES, sul fatto che il MES è praticamente un impoverirci, se un far debito, se una disgrazia, però il MES va a costare lo 0,1% di interessi e questo costa 14 volte di più. Quindi da questo punto di vista tanta festa da parte di tutti i giornali, ma nessuno che abbia messo in evidenza questo piccolo particolare che sì, è vero che sta una grande raccolta, ma che sta una grande raccolta perché c'è anche un grande costo da parte dello Stato, quindi da parte di tutti noi altri, che saremo mai a pagare questi interessi molto salati e come che sappiamo questo costo di interessi sul debito c'è un qualcosa che è terrificante perché c'è come bruciare i soldi fondamentalmente e questi sono i soldi delle nostre tasse, dei nostri risparmi che se ne va praticamente per niente, per nulla. E questo è un piccolo assaggio di quello che sta avvenendo, che ne sta portando sempre più verso una situazione finanziaria drammatica e anche questo è un altro aspetto della sovietizzazione dell'Italia, in questo caso probabilmente più l'argentinizzazione dell'Italia, diria, visto che sempre l'Argentina in questi giorni si è andata incontro al nono default, alla nona bancarotta della sua storia, che ne fa una ogni 8 anni, e noi altri probabilmente siamo destinati ad andare su quello scenario a nostra volta. Questo quindi c'è un altro termine che volevo portare alla vostra attenzione, come dire, sulla sovietizzazione dell'Italia e sul fatto che l'unica alternativa sia il vento indipendente. E qua voglio fare un po' questa introduzione, dopo sentire liberi, ripeto, di entrare in qualsiasi momento con i vostri commenti, con le vostre opinioni, con gran piacere in ogni momento. Volevo, sempre rifacendomi la cronaca in questi giorni, invece volevo parlare di un altro fatto che avrei sentito anche qua, forse qualcuno che se manca un grande economista, un economista lombardo, Alberto Alesina, che già era un economista che aveva creato la propria fama addirittura in America, ad Harvard, quindi nel tempio delle università mondiali, è stato anche presidente del Dipartimento di Economia per diversi anni ad Harvard stesso. Ecco, quindi c'era un luminare, addirittura se qualcuno, mi pare, Krugman lo aveva, come dire, identificato come il responsabile un po' così ideologico di quella che è stata l'austerity famosa portata avanti dagli Stati europei dopo la crisi finanziaria del 2008 e degli anni seguenti. Comunque assolutamente non spetta a me a dirlo, non ho nessuna competenza da questo punto di vista, non sono un economista, però lo riporto a tutti i principali economisti, c'è assolutamente un luminare e un qualcosa che sarà insostituibile a breve, ma me lo volevo ricordare per un paio di aspetti. Innanzitutto perché sta proprio grazie a un suo libro che su di me ha avuto un'influenza importantissima, che è The Size of Nation, la dimensione delle nazioni, che ha scritto insieme ad Enrico Spolaore, che è un po', mi pare che sia del 2003 questo libro, che se volemo, da cui un po' si partia anche quella concezione moderna dell'indipendentismo veneto dal punto di vista economico,
perché la tesi, una delle tesi insomma di questo libro, che va ad analizzare se è proprio il fatto che degli stati di cosiddette piccole dimensioni, se probabilmente degli stati e omogenei anche un po' culturalmente, degli stati che fa fronte con maggiore successo a quelle che sono le sfide della modernità, sia le sfide della globalizzazione sia le sfide, diciamo, della turbolenza, come quella che emerge proprio anche da questi periodi del coronavirus, perché sono quegli stati che sono più veloci, più flessibili, più capaci di rispondere alle esigenze della situazione, e questo libro in un qualche modo fa un'analisi in questo senso molto, molto interessante, e pensate del 2003, per cui assolutamente innovativa, e che ha formato diversi indipendentisti moderni, non solo in Veneto ma un po' in diversi paesi europei, grazie a quest'opera. Beh, e non solo, proprio voglio raccontare anche un piccolo aneddoto, che qualche anno dopo, quando che mi sono così stesso impegnai in prima persona nel battaglia per l'indipendenza del Veneto, a un certo punto, leggendo un suo articolo sul Sole 24 Ore nel 2010, 10 anni fa esatti, perché già era giugno del 2010, che ho scritto un'email, quindi per fargli i complimenti, perché c'era un articolo ovviamente sul debito pubblico italiano, dicendo che aveva spiegato la situazione con una semplicità incredibile, ma anche con una profondità che non aveva eguali. E dopo, proprio facendo riferimento a questo libro che scrivevo, che avevo letto, che domandavo un po' cosa ne pensava della questione dell'indipendenza del Veneto. E mi ha risposto, già questo dimostra la persona, perché io non lo conoscevo, che comunque pur ricevendo un'email da uno sconosciuto non si sottraeva al confronto e al dialogo, e mi diceva: guarda, sono sincero, non ho mai voluto esprimermi sulla questione dell'indipendenza del Veneto o di altre regioni del nord, perché ho sempre avuto paura, lo dico, di essere tacciato un po' o di essere assorbito dal dialogo della Lega Nord, tra la Lega Nord allora, appunto, già il 2010 era indipendentista, e del partito cosiddetto la coalizione del Sud. Non volevo essere tirato dentro sta polemica sterile, perché già era assolutamente infruttuosa, e quindi diceva, anche se vogliamo con una forma quasi di vigliaccheria intellettuale che la metteva, e si già sempre voluto sottrarre, però diceva: guarda, questo è il momento storico in cui forse dovrei esprimermi, e quindi mi ringraziava per lo stimolo, e dopo anzi mi segnalava con altre email un altro articolo che aveva scritto a proposito dell'indipendenza delle Fiandre e della Vallonia nel Belgio, della crisi del Belgio, e là mi appunto che facevo presente un po' dopo quello che c'era l'impegno allora col primo fondazione del primo partito indipendentista, che era il Partito Nazionale Veneto, e spiegando alcuni concetti su cui poi mi rispondeva che concordava in pieno. Per cui, diciamo, il concetto di indipendenza del Veneto, qua volevo farvi arrivare, è un qualcosa che persino un gigante, un luminare come Alberto Alesina non disdegnava dal punto di vista così teorico, ovviamente, se parlava in termini teorici e economici, e anzi, come dire, trovava compatibile con quello che era la sua visione del mondo, anche se dopo alla fine non si era mai espresso in modo esplicito. E questo è per dirvi che in un qualche modo, se da un lato se troviamo di fronte a una realtà di un'Italia sovietica e ormai con un degrado, un declino sempre più evidente a tutti, dall'altro la prospettiva di un Veneto indipendente probabilmente proprio l'esperienza di questo personaggio dimostra che potrebbe trovare un appoggio e degli sponsor a livello anche molto elevato non solo come dire ovviamente localmente, ma anche nel mondo e in alcuni ambienti intellettuali che lo vedria sicuramente a favore. Ecco, questo già era un po' come dire la cosa che volevo farvi vedere. La stessa storia
comunque di Alesina c'è anche la storia di tantissimi anche giovani veneti che trova il proprio successo all'estero, e questo è un altro aspetto secondo me che dobbiamo tenere presente, perché come che vi dimostra sta grafica, le province del Veneto e la regione del Veneto, cioè quelle dopo la Lombardia, ma proporzionalmente in modo più importante, da cui scampa più persone, spesso giovani, che emigra e che trova le proprie opportunità all'estero ogni anno di più. Ovviamente spesso, se tra l'altro persone preparate, persone che ha una laurea, che ha una qualifica, più in proporzione più che non persone, come dire, senza qualifica. E infatti le ragioni della prima ragione della partenza è la ricerca delle migliori opportunità, come che vede, l'ingresso nel mercato del lavoro oppure il ricongiungimento con familiari. E le prime destinazioni sono i paesi europei, Regno Unito, Francia, Germania. Per cui da questo punto di vista è chiaro che più avanti che andiamo col portare ad affrontare questa elezione, e più anche rischiamo, perché queste risorse qualificate che come dire non si più presenti. Perdiamo. Dall'altro lato però c'è delle risorse che, se opportunamente coinvolte, proprio perché si trova all'estero e quindi noi si trova sotto la cappa mediatica italiana, noi altri può darissimo coinvolgere sempre di più, perché ne aiuta a ottimizzare questo percorso, a catalizzare questo percorso di indipendenza. Mi stesso, come che sapete, lavorativamente sono in Slovenia più che in Veneto, anche se spesso mi trovo in Veneto, e in un qualche modo faccio anche a mia parte di queste risorse che in un qualche modo più all'estero che in patria, come può essere un Luca, no? Stava la mia seconda scelta. Se non ero buono di arrivare in Svizzera, sarei andato sicuramente in Slovenia, te lo dico subito. Ma probabilmente ti, essendo da Bergamo, ovviamente te già eri più vicino alla Svizzera, mi da Treviso so solo un'ora di strada dalla Slovenia, quindi sono a Treviso con molta frequenza, molto spesso, perché insomma se t'accada, voglio dire. C'è stata più distante in questo periodo del coronavirus per ragioni burocratiche, se vogliamo, che non normalmente per ragioni geografiche. Però ecco, volevo portarvi questo esempio, anche questi dati, perché sono importanti per farne capire che effettivamente la battaglia per l'indipendenza è una battaglia possibile da un lato, e anche e soprattutto che può trovare degli sponsor interessanti se l'approccio è un approccio però moderno, non un approccio, come dire, nostalgico, non un approccio passatista, ma un approccio proprio di apertura al futuro. Questo è già un po' un altro elemento che volevo portarvi. E tra l'altro queste risorse diventano fondamentali, perché vi faccio vedere l'ultima statistica e dopo mi fermo un attimo, perché come che vedete purtroppo la quantità di laureati nel nostro territorio è limitata, e quindi è molto più bassa della media europea e dell'OCSE. Questa è una media italiana, ma il Veneto non scampa questa statistica in un qualche modo, e quindi le risorse che immigra più qualificate sono delle risorse preziose da coinvolgere nel processo indipendente. Ecco, adesso dopo questa introduzione, anzi e anche sviluppo un po' del tema abbastanza lungo, mi piacerebbe sentire anche cosa che ne pensate, un po' la vostra opinione su questi temi. Intanto mi bevo un bicchiere d'acqua. No, io ho visto che ne pochi laureati e comunque va all'estero, quindi si resta con ancora meno. Esatto, Mario, proprio questo è il concetto che dicevo, per cui non possiamo permettersi il lusso di ignorare queste persone che va all'estero, ma anzi le dobbiamo coinvolgere, perché ne aiuta proprio dall'estero. No, ma difatti in due modi ne può aiutare. Uno direttamente, e ovviamente anche
portando la propria esperienza e anche la propria freschezza intellettuale, proprio perché non è sotto la cappa mediatica che invece ne coinvolge chi che se purtroppo in Italia, che si ascolta i giornali e televisioni italiane, che è una roba oscena. E dall'altro bisogna che mossa un attimo perché quando passa la frontiera vai tranquillo, grazie, vai in sicurezza. Mi piace anche farmi vedere come la funziona, ma sì, è impossibile perché è ferma, si vede. No, non sta C'era tutto che non te darei multa. Buon rientro in Svizzera. Tra 3 minuti facciamo di nuovo. Comunque. Va bene, a fra poco. Che vuoi sentirmi? Grazie. Ciao. A fra poco. E l'altro punto importante per cui vale la pena coinvolgere queste risorse che si trova all'estero è perché comunque loro e fa anche da collegamento a loro volta proprio con l'estero e quindi può aiutarne a trovare quegli interlocutori qualificati di altri paesi per creare quella rete di alleanze che sia propedeutica all'ottenimento dell'indipendenza. Bisognerebbe trovare il modo per riuscire a contattarli, queste persone, capire. Sì, soprattutto i giovani. Il modo per contattarli, secondo me, è anche quello di creare contenuti interessanti, di usare questi mezzi di informazione. Il fatto anche di fare questi video, secondo me, aiuta molto, perché è un sistema che soprattutto i giovani osserva molto. Dobbiamo usare molto Twitter, usare molto più ancora di Facebook, probabilmente, e usare i new media, i nuovi media, proprio perché i giovani tende a leggere questi e anche cercare di produrre contenuti di qualità interessanti, punti di vista moderni. Anche dare un'idea di un programma nostro che sarebbe delle prime cose principali per mostrare quanto sarebbe una cosa in progresso, appunto una cosa moderna, non un discorso assolutamente e vantaggioso anche. A vostra volta, se conoscete quindi qualche persona, sia direttamente o indirettamente, magari nevodi, oppure figli di amici che sia all'estero, che sapete che comunque noi disdegna l'idea di indipendenza del Veneto, e coinvolgemoli, proviamo a coinvolgerli perché appunto può aiutarne molto. Questo è un po' il quadro che volevo portarvi. Cosa che ne pensate? Ecco intanto Luca che ha superato la frontiera. Allora, io parlo spesso con molti amici qua della zona e in mezzo a tanta malinconia cerco di portarli sull'argomento indipendenza del Veneto. La prima risposta, 8 su 10, è: ma come puoi pensare all'indipendenza del Veneto che abbiamo l'esperienza della Catalogna? Allora cerco di dire che non è la stessa cosa. Il Veneto, se voi magari mi spiegate, se tu Gianluca mi spieghi dove sta la differenza principale tra noi e la Catalogna. Beh, il motivo è presto detto, guarda, mentre la Catalogna ha deciso di entrare se vogliamo in conflitto con lo Stato centrale, ma senza avere gli strumenti per poter far fronte a questo conflitto, il nostro punto di vista è un po' più cecoslovacco. Cioè, cosa diciamo? È inutile entrare a scontrarti con lo Stato italiano. È molto più interessante invece se utilizzi la questione dell'interesse reciproco e poni il Veneto come elemento fondamentale per il salvataggio anche dello Stato italiano. Il prezzo ovviamente di questo salvataggio è la nostra indipendenza. Quindi è una questione di convenienza. Verrà a dire ma non te li lascerà mai l'Italia. Sì, ma arriverà il momento in cui l'Italia purtroppo si troverà di fronte a una situazione grave. In quel momento il Veneto si può giocare le proprie carte, non con una contrapposizione alla catalana che sappiamo è destinata a non avere successo, ma con la forza degli interessi, di fare il fatto che si fa l'interesse dell'Italia stessa attraverso la nostra indipendenza, cioè attraverso un percorso cecoslovacco, cioè di accordo obbligato fondamentalmente, perché se il Veneto non interviene in questi termini l'Italia fallisce, questo è il concetto. E tra l'altro non è un evento,
Cioè, non è che questo avvenga attraverso un metodo, perché non è che l'Italia fallisce dall'oggi al domani. È un bradisismo, è un fenomeno lento, continuo, che magari avrà anche dei fatti importanti. Ci saranno anche dei momenti in cui nel futuro magari ci sarà la corsa alle banche, per dire, no? O cose di questo genere, però cercheranno di contenerli, faranno le manovre il venerdì sera alle 11 in modo da avere 2 giorni per fregare la gente, e poi a lunedì mattina ci si sveglia con la nuova realtà. Sarà quindi un fenomeno lento, però sarà un fenomeno senza via d'uscita per l'Italia. L'unica via d'uscita è proprio l'accordo con il Veneto, un accordo da fare con il Veneto, che sia basato sul fatto che il Veneto possa ottenere la propria indipendenza, perché con la propria indipendenza il Veneto avrebbe un surplus fiscale tale che può egli sì agire da garante nei confronti dell'Italia e quindi come dire, salvare capre e cavoli conquistando la propria indipendenza. Questo è il metodo e la via, che quindi è una via chiaramente di concordia e non di scontro. È chiaro che lo scontro istituzionale ci sarà tutto, cioè ci saranno dei momenti di contrapposizione istituzionale, ma non in modo, come dire, così unilaterale e, consentitemi, senza via d'uscita come quello catalano. Sarà qualcosa che il Veneto si giocherà su più tavoli, sul tavolo italiano, sul tavolo europeo, sul tavolo magari anche americano, proprio perché è l'unica soluzione concreta che c'è per risolvere la situazione italiana. Quindi abbiamo questo grande asso noi in mano da giocarci, che è il fatto che siamo noi ad avere in mano le carte per salvare l'Italia. Perché i soldi sono qua, la produttività è qua, il benessere è qua, e semplicemente con il solo fatto di essere indipendenti noi possiamo utilizzarlo in modo virtuoso e non in modo catastrofico come fa l'Italia. Virtuoso anche per il resto dell'Italia, ma in che modo potrebbe risultare virtuoso per il resto dell'Italia? Perché ovviamente il Veneto, e non sarebbe più la cattiva Europa, ma sarebbe il Veneto in quel caso solidale, potrebbe fare da garante all'Italia per risolvere la propria situazione, ma lo farebbe imponendo delle condizioni. Cioè, un conto è che sia la Merkel a porre le condizioni all'Italia, perché allora è la Merkel nazista. Un conto è che sia il Veneto che le pone, perché ha tutta un'altra cosa. Però faremo il ruolo della Merkel. Ho capito. Dobbiamo sperare nell'aiuto da parte di altri stati. Sì, saremo gli olandesi. Non mi hai ancora risposto, però perlomeno non ho ancora capito la differenza tra la Catalogna e noi. Perché la Catalogna è in difficoltà rispetto perché la Catalogna ha fatto un'azione unilaterale, cioè senza coinvolgere gli altri, no? Ha fatto un'azione diretta che va benissimo dal punto di vista del diritto internazionale, ma è teorica. Ma noi dobbiamo tenere presente che al di là del diritto, che ci dà ragione, ci sono le cose pratiche, ovvero l'economia, i debiti, le crisi, e soprattutto ci sono diversi attori. Quindi la differenza del Veneto è che non giocherebbe da solo, ma giocherebbe su più tavoli, con l'Europa, con gli Stati Uniti e con l'Italia. Perché? E perché può farlo? Perché abbiamo le carte in mano. Perché diciamo, la chiave della soluzione economica ce l'ha il Veneto, quindi è il Veneto a fare il mazziere e non ci sono altri attori. Il Veneto non è il piccolo stato povero, come dire, coloniale, che viene oppresso e che quindi deve combattere per trovare la libertà. Il Veneto di per sé è ricco, sarebbe ricco, è che ci portano via tutto, sarebbe ricco e quindi da questo punto di vista può, consentimi il termine, comprarsi l'indipendenza. Cioè noi l'indipendenza ce la compreremo, non dovremo combattere con le armi, ma combatteremo col business, con la nostra posizione di mercato, con la nostra posizione come dire, di mercato, che è così particolare da essere anche quella che permette il salvataggio dei nostri vicini italiani.
abbiamo la fortuna. Rossano? Anche perché, Franco, in Catalogna è successo grosso modo questo. L'errore numero uno è stato quello di domandare allo Stato da cui doveva sganciarsi: scusa Stato spagnolo, mi posso fare l'indipendenza? Ovviamente, cosa c'è chi ha risposto? La prima roba che ha risposto è detto no, numero uno. Numero due, come che diceva Gianluca, sta roba unilaterale chi l'ha fatta? Chi l'ha fatta veramente in maniera unilaterale, nel senso che non si è in cerca di un appoggio estero. Tanto è vero che mi è parto un mese prima, una settimana prima del referendum, e banche straniere, e gas a Catalogna e via. E li gas in maniera letterale in braghe del tema. E ora si era trovato un referendum vinto, cioè tecnicamente vinto, ma che non aveva applicazione. Perché? Perché se mancasse l'appoggio internazionale di l'indipendenza, e poi farla senza un appoggio internazionale. Sarebbe come, cioè, ad esempio, gli Stati Uniti d'America, quando gli ha fatto dichiarazione di indipendenza, dall'ambasciatore, gli ha mandato una lettera all'ambasciatore veneziano, qui che domandava per piacere riconosceme. Cioè, tutte le indipendenze funzionano così, tutte, assolutamente tutte. Per cui o te compri con accordi internazionali o te compri con SKEI. Tutto qua. Per cui non abbiamo necessità del benestare del Parlamento italiano. Quello sarebbe necessario solo per l'autonomia. Ma no, allora, il discorso è che te che domandi allo Stato da cui te vuole l'indipendenza, per piacere dammi l'indipendenza. Non potrà mai essere, perché l'articolo 5 della Costituzione te lo vieta. È il discorso dell'autonomia che ti facevi adesso. Le regioni autonome scritte in Costituzione non è scritte sulla carta igienica. Non è che a un certo punto un governatore, un presidente di regione se pensa se alza mattina facciamo l'autonomia. No, perché bisogna che ti cambia la Costituzione. Per cui che venga impegnato a testa di Monae, ma se Monae sul serio, e soprattutto nessuno si pensa di verificare. Ok? Va bene. Chiaro, Franco? Sì, incomincio a capire qualcosa. Bene. Se chiedessimo l'appoggio della Russia di Putin. Ciao, bravissima, è quel che pensavo, guarda. C'è un piccolo particolare, che la Russia magari ti dà anche l'appoggio, però conta come il do de picche. Qua, nel nostro quadrante, la Russia non conta niente, qui che conta se gli americani e i tedeschi. Gli americani, perché te hai basi in casa degli americani. Cioè, nel senso, è impensabile che la Russia appi i suoi carri armati e tra l'altro pensavo che era arrivato, no, ma il mese passato era arrivato, ha fatto sull'ospedale di Bergamo. Ah, Bergamo, va bene. Che era tutti i carri armati e il cambio. Infatti abbiamo pubblicato un video perché era l'Armata Rossa con la musica dell'Armata Rossa. Certo. Ero talmente contento, guarda che tu sei arrivato. Sì, ma arriva qualcuno, ma il problema fondamentale è che la Russia, per poter contare qualcosa, dovrebbe portare tutti i suoi carri armati, non si sa come, oppure la Cina lo stesso, che è ancora più lontana. Per cui, da questo punto di vista, è chiaro che gli interlocutori sono quei che conta, ma che conta realmente oggi. E tutti sappiamo che quel che conta in termini pratici, che influenza la situazione in questo quadrante geografico, se da un lato gli Stati Uniti, dall'altro l'Europa, la Germania e i paesi europei. Luca, e chiedergli e dirgli a Germania che se ne altri che mettiamo tutti i scheni su una banca tedesca che mette qua nel Veneto e io riprendo a riconoscere da darne una mano venire fuori. Sì, sarà dopo ovviamente magari anche qualcosa come dire, senza entrare nei dettagli, che sicuramente una volta che si trova un accordo che robe sotto banco, no? Che sicuramente potrà emergere. Però ecco, questo è sicuramente un qualcosa che scopriremo nel tempo. Per assurdo bisogna augurarsi che robe va in peso, che questi governi qua in aiuta a andare peso, perché è sempre uno peso che altro, quindi
Beh, come che abbiamo dimostrato già andiamo a guardare un po' quello che sta alle altre videoconferenze. Ahimè, la tendenza a sequela, cioè non è che te può scampare, come lo studente, no? che si trova ad aprile, che ha tutti 4, 2, 3 in tutte le materie, no? E dice, beh, aspetta, nell'ultimo mese forse riesco a arrivare al sì. È impossibile, perché se te cacciapanna tutti e 2, 3, 1 su tutte le materie, senza nessuna esclusa, l'ultimo mese tutto fa sì. è impossibile che ti acciappi 10 dappertutto per far media, no? Per cui il problema dell'Italia è questo, che si arriva all'ultimo mese prima del scrutinio finale e ha tutti 2, 3, 1, 4, per cui cioè, non si può pensare che dovrebbe crescere del 7% o 6% per invertire questa situazione, e tutti sappiamo che in realtà non è questo lo scenario, ma l'Italia è destinata, per esempio, come minimo ad avere una recessione, una perdita del PIL del 10%. Sappiamo, queste sono le stime più ottimistiche che circolano. Gaveletto, mi pare, quelle di questo mese, che quanto sei che portava l'ultimo mese diminuzione del PIL, non mi ricordo neanche, una roba 29. Tipo 28-29%. Sì, 28-29. Se rendiamo conto che purtroppo quindi la tendenza sequea è una tendenza molto, molto ormai ben incanalata, e quello italiano è come un treno che corre a velocità per andare purtroppo verso questo destino. Quindi è anche sulla scorta di questo che c'è questa idea, questa visione, che il Veneto invece possa essere l'elemento che spariglia questa situazione. Insomma, te conto un aneddoto che mi è capitato ieri. Ieri sono andato al mare perché avevo mia moglie in ferie. Mi sono in cassa integrazione per l'ennesima volta, per cui vabbè, che avevo una giornata libera. E a Caorle, ieri ero commissario a Meta e Ombreoni, ieri. Il traffico in autostrada, perché faccio l'autostrada al solito, io non ho visto traffico civile. Era solo che traffico commerciale, camion, furgoni, auto aziendali, di macchine, cioè macchine con gente a bordo civili, che non sarà stato, credo, che ne avevo viste. Il resto era camion. Per cui non so come chi pensa che ha gente che paga le tasse. No, beh, il settore del turismo in particolare è quello più specialmente i grossi alberghi mi pare che non versa neanche concessione versa. Non versa neanche. Luca, il PIL Veneto in che percentuale rappresenta tutta l'Italia? Circa un po' più del 10%, mi sembra sia il 10,4%, a fronte di una popolazione che è solo l'8%. Al 10%, popolazione 8%. 8%. E quindi sì, in termini di PIL, e anche se pensi il Veneto fa circa, grosso modo, miliardo più, miliardo meno, 150 miliardi di euro di PIL all'anno. Di questi 150 miliardi le tasse più o meno sono 70 miliardi in totale. Il Veneto quindi paga ogni anno circa 70 miliardi, qualcosa di più, di tasse ogni anno. Pensa che di questi 70 miliardi di tasse tornano indietro solo poco più di 50 miliardi. Quindi c'è circa un 15-20 miliardi di euro ogni anno che vengono portati via dal territorio veneto. Questo è quel famoso surplus fiscale che ti dicevo. Io che te mi permetti una roba adesso, Gianluca. Scusami, aspetta che va via tutto qua. Porca miseria. Dimmi. Ecco, no, che adesso giustamente tu parlavi del 10,4 del PIL e dell'8% della popolazione. Ma è la differenza fondamentale che tra le regioni che lega famoso residuo fiscale che ne parlavi, e il Lazio stranamente le ha pari, quindi in teoria non sarebbe una regione, diciamo, che la vive a spalle delle altre. Ma il problema è che il PIL ti calcola anche i dipendenti pubblici, tutti i
dipendenti di tutti i ministeri. Assolutamente sì. Roma. Quindi che da guardare bene, perché il nostro 10,4% pensa di del più. lavoro vero, ecco. Assolutamente sì. No, te che ha fatto benissimo, questo è verissimo. Assolutamente. Ecco, questo è un po'... chiedere, per favore, sì. Ci sono tantissimi venetisti convinti che però votano Lega Nord o Lega. Che si fa? Bisogna aver pazienza. Io la scorsa volta ho parlato di visibilità. Queste persone non sanno in quale movimento, a quale partito aderire. Certo. Si sentono un po' persi e quindi si fermano in Lega. Vabbè, diciamo che bisogna cercare di dargli informazione, fargli capire. È un po', come dire, un'opera disperata, perché uno che crede ancora alla Lega, voglio dire, un conto secondo loro non hanno scelta, dopo 30 non hanno anni, dove andare, ripeto, si sentono smarriti. Si tratta di spiegare loro qual è, diciamo, il nostro programma, qual è il nostro approccio, qual è il nostro obiettivo, e anche spiegare cosa già è stato fatto, che dimostra in qualche modo la coerenza del nostro movimento, e avere la pazienza, sapendo che non aderiranno tutti, ne potrà aderire uno ogni tot, ma molto probabilmente io mi concentrerei di più sulle persone che non fanno parte dei partiti, che non aderiscono a partiti politici. Perché? Perché quando uno aderisce a un partito politico, anche se si trova in difficoltà, è comunque un tifoso, è tipo il tifoso dell'Inter, no? Che io sono interista, il tifoso dell'Inter, anche se l'Inter continua magari per anni, prende bastonate, fa brutte figure, esce dalle coppe, non si qualifica per la Coppa Campioni, non lotta mai per lo scudetto, fa brutte figure, però tu perdoni tutto alla tua squadra, perché sono i tuoi simboli, sono i tuoi colori, e quindi sei disposto ad accettare. È un'appartenenza, è un'identità. È un po' è tempo perso quello di andare dai leghisti e cercare di convincerli di cambiare squadre, come andare da uno juventino o da un interista e dirgli passa a un'altra squadra. Non lo farà mai. O lo farà proprio come disperazione finale, solo perché l'altra squadra vince così tanto che a un certo punto comincia, o perché suo figlio tifa quell'altra squadra. Per cui io mi raffronterei di più con le persone che invece non si riconoscono in nessun partito, che sono la stragrande maggioranza. Teniamo conto che ormai che votano i partiti sono pochi, cioè già va a votare 1 su 2. Poi di questo 1 su 2 teniamo conto che almeno una buona metà vota così per... Non dico a caso, ma con un legame molto scarso. Per cui le persone che fanno parte dei partiti sono veramente poche. Io le lascerei stare, buone ultime, e mi occuperei invece di tutti quei veneti che non hanno fiducia nei partiti, che non hanno fiducia nell'Italia, e questi invece probabilmente, se informati, possono fare un percorso, diciamo, di sostegno all'indipendenza del Veneto. Questi sì. I leghisti gli direi avere va avanti. Una copia del programma. Sì. Il programma è in modo semplice, perché l'ho sempre detto, la gente non ama leggere cose lunghe o complicate, che io posso dare in mano a loro. Sì, io posso parlare con queste persone, però devo lasciare qualche cosa per iscritto, un punto di riferimento, con una email dove possono ottenere ulteriori informazioni. Dobbiamo programmarci in questo modo. Qui bisogna fare riferimento al sito plebiscito.eu. Sì. C'è il link programma, è una paginetta molto semplice. E ovviamente... L'ho visto, però io dovrei poter stampare dei volantini, proprio, ripeto, da lasciare con le persone. Vabbè, questi li faremo. Diciamo che questi abbiamo lasciato un po' perdere per qualche tempo i volantini, perché col coronavirus si potevano neanche distribuire, era un problema, però sicuramente adesso li andremo a stampare, e comunque magari li facciamo... ma anche puoi metterlo nel sito e uno se li stampa. Sì, assolutamente. Sì.
perché serve proprio un punto di riferimento. Le parole volano. Certo, certo. Una decina d'anni fa era stato fatto questo programma, erano stati fatti dei volantini. Assolutamente sì. Ed erano abbastanza accolti bene. A più riprese sono stati fatti, adesso rifaremo una campagna, senz'altro. Ho fatto volantinaggio a Venezia col PNV. Marco, ti ha visto dall'inizio proprio. Con Pizzatti. Mi associo alla richiesta della signora. Sì, sì. Spiegando in modo, ripeto e ribadisco, semplice, come intendiamo procedere. Assolutamente sì. Perfetto. Lo facciamo e lo mettiamo a disposizione. Perché tutti sanno, oramai sono tutti più che consapevoli che a Roma non si tratta l'indipendenza del Veneto, semplicemente ti chiudono la porta, non c'è modo di trattare. E allora chiedono l'alternativa dove sta? Andiamo direttamente in Unione Europea, che prevede comunque il riconoscimento dei popoli, lo prevede lo Statuto dell'Unione Europea. Allora, qui chiedono questo, propongo anche una cosa. Noi possiamo seguire. Manca delle lingue. Anche la lingua veneta dovrebbe essere titolata. Assolutamente sì. Qua vi propongo una cosa per chi che da voi altri vorrà contribuire, che magari si assente da scrivere o da cosare, magari facciamo un gruppo a parte, riservato, che magari mette mano al programma, lo revisiona anche e lo dà il suo contributo, lo aggiorniamo e vediamo di renderlo fruibile anche e di modernizzarlo un attimo. Se, come dire, moderno, nel senso che se come dire, argomenti sviluppati negli ultimi anni, però insomma che diamo un'ulteriore rinfrescata, aggiornamento, e dopo lo distribuiamo a tutti. Va bene. In forma elettronica, e vedremo anche di stamparne qualche copia. Sì, beh, se lo abbiamo in formato elettronico possiamo stampare e poi distribuire almeno nelle zone nostre. Sì. Ottimo. E bisogna proprio fare porta a porta. Un po' sì. Qualche cartellone, però porta a porta. Sì, concordo. Funziona ancora. Sì, perché soprattutto in questo periodo in cui le persone sono, come dire, un po' da un lato sballottate, perché si trova, come dire, senza punto di riferimento e anche molte di queste in grave difficoltà. Sì, ma si sentono smarriti proprio anche politicamente. Ovvio, perché nessuno rappresenta, come dire, gli interessi del Veneto fondamentalmente. No. E nemmeno dell'Italia, aggiungo. Sì, a quello che penserà gli interessi personali. Esatto. Ecco. Va bene. Ti salutiamo? Allora, sì, direi, visto che abbiamo fatto la nostra oretta abbondante. Va bene. Mi pare che anche gli argomenti toccati interessanti. Molto interessanti, ringrazio. Grazie a tutti voi. E soprattutto l'informazione sulla prima guerra mondiale, che magari chi ha frequentato la scuola all'estero non lo sa. Non ha questi dettagli, non è stata insegnata in modo approfondito. Vero, assolutamente. Sì, ma neanche qua in Italia è stato insegnato bene. Vero, bravo Mario, ti dia proprio del sì. Sì, ne ha insegnato proprio. Allora, un minuto solo. Vai Luca. Sono a Bellinzona, quindi sono oltre il Ceneri, perché il Tesino si divide in sovraceneri e sottoceneri. Allora, quel che voleva dirvi, quindi diciamo che sono già nella parte delle Alpi. Allora, interessantissimo il libro di Alesina, e a questo proposito mi ha fatto avere in mente che mi ho a casa un libro che parla delle piccole patrie. È un libro di Gilberto Oneto pubblicato da Leonardo Facco, editore di Treviglio. In questo libro non parla via degli aspetti economici, mi sono particolarmente attento, diciamo, agli aspetti anche sociali, agli ultimi, ai primi sfortunati. E giustamente parlava anche di questo aspetto, del fatto di avere la conoscenza precisa
delle situazioni di disagio, di sfortuna, dove via i portatori di handicap, i diseredati, i disagiati, no, lega a tutti un nome e un cognome queste persone, e questo permette nettamente più solidarietà, non che via sacche di sprechi o di situazioni, diciamo, di favoritismo, ma che è veramente confronto con il problema reale. Questo era perché mi sono, diciamo, meno preparato dal punto di vista economico, ma sicuramente dal punto di vista della solidarietà, il fatto che sono medico mi sento vicino a questo tipo di argomenti. Certo. Questo qua nel libro si chiama Piccole Patrie, e che esaltava appunto il discorso del fatto che il potere sia vicino ai cittadini, e la dispersione che è appunto No, anzi, grazie Luca. No, beh, conosco Oneto, adesso questo libro in particolare non l'ho letto, però cioè, so il pensiero, come dire, che Gilberto l'autore. E praticamente su questo libro ti spiega anche perché l'unico diciamo, piccolo stato che gli ha salvato sta a San Marino, mentre gli ha fatto sparire tutti gli altri. Sì. Ecco. E quelli l'ha salvato per meriti storici, perché gli ha dato ospitalità a Garibaldi quella volta quando che scappare, quando dopo la salì la vita della pineta di Ravenna. E siccome l'aveva inseguito e che probabilmente se le tappava i papalini, vede, è stato un po' difficile fare fuori, purtroppo, perché mi è riuscito, perché San Marino gli ha dato ospitalità. Quindi maledetto San Marino. Giusto. Vabbè, scusami, dai. No, anzi, con piacere. Va bene. Grazie Luca anche del riferimento. Alla prossima. Se alla non prossima. mi vedete è perché ogni tanto devo tornare al lavoro. Bene, assolutamente. Ok. Grazie Maria Cecilia, grazie a tutti ragazzi. Buonasera a tutti. Alla prossima e buona serata. E viva l'indipendenza del Veneto. Viva. Ciao. Viva San Marco. Ciao.